Non ho sofferto così tanto neanche in tempo di guerra in Montenegro, che ho visto la guerra. Ero vestito anche in divisa, ero armato, non ho sofferto così tanto, te lo giuro sul Dio, quanto sto soffrendo qui. Da 3 mesi è costretto a dormire in un'auto a Mestre. La vita di Mustafa Iannuzzi, conosciuto come Rudy, si è trasformata in un inferno. Alla fine della relazione con la sua ex compagna, Rudy aveva pensato di trasferirsi nella casa che gli aveva lasciato in eredità il padre adottivo, Antonio Trevisanello, personaggio eclettico noto a Mestre come Tony Spasimo, ma la casa di Rudy è stata occupata. È arrivato lui, oh, sto brasiliano, vai via, mi ha dato delle spinte, robe, gli faccio, ma guarda che io voglio stare qui, no, non voglio vederti più qui, questo o l'altro, mi hanno messo le mani addosso, mi hanno rovinato, ho perso sangue dal labbro, insomma, mi hanno spinto, non sono andato né in ospedale né a fare la denuncia, niente. Ho detto spero che io un domani, perché i poliziotti mi hanno detto tu hai ragione, ho chiamato la polizia, robe, mi hanno detto tu basta che prendi un avvocato, la casa è tua. E l'avvocato Rudy l'ha trovato, un avvocato che non ha dubbi su come tutta la ragione sia dalla parte del suo assistito. Ho già preso un appuntamento presso la caserma dei carabinieri di via Miranese e col maresciallo predisporrò una denuncia e poi fisserò un accesso in loco perché lui poi peraltro ha le chiavi di casa. Quindi l'altra volta lui era entrato con le sue chiavi di casa. Intanto per Rudy la vita in macchina è durissima, come non bastassero il freddo pungente e tutte le altre scomodità e sofferenze che una quotidianità del genere comporta. Sono arrivati anche i ladri. Hanno spaccato la finestra, hanno rubato praticamente 2 valigie di vestiti, tutti i miei completi, hanno rubato dei soldi, un po' di collane, gioielli, robe, alcune cose finte, ma alcune ci tenevo perché erano ricordi di mio padrino e di nipoti. A uno povero portano via, non è giusto. Ha avuto una vita complicata, Rudy. Montenegrino è arrivato in Italia come profugo da un territorio segnato dalle guerre di dissoluzione dell'ex Jugoslavia, ma una sofferenza così grande non l'aveva ancora provata. Io ho perso 16 kg, pesavo 72 kg, mi allenavo, mangiavo, bevevo, facevo tutto e di più, stavo bene. Tutti mi volevano bene, c'era sta allegria, davo energia a tutti, adesso mi sento così giù di morale, veramente.